Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli del nostro giornale. Al TG Sicilia il racconto del carabiniere ferito a Scordia durante il servizio. Il militare di 25 anni è stato accoltellato all'addome da un trentenne finito in manette. Muore dopo un volo di oltre 12 metri dalla scuola ispettori di Coppito. La vittima, un'allieva di 22 anni della Guardia di Finanza originaria di Alcamo, nel Trapanese. La Procura dell'Aquila ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause della morte. La famiglia di Alessandro Marchì nomina un legale per fare luce sul decesso del caporeparto dei Vigili del Fuoco morto durante le operazioni di spegnimento di un incendio. La salma ancora nell'obitorio in attesa delle decisioni della Procura. A Ramacca un uomo scopre un ladro in casa e dopo una lite lo ferisce a coltellate. Il 37enne è stato arrestato per furto ed è in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone. Le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Il procuratore Maurizio De Lucia lancia l'allarme durante un incontro ai cantieri culturali della Zisa. Il loro controllo appartiene solo alle organizzazioni criminali. Poi sul pizzo, aggiunge, ci sono pochissime denunce. Temperature in lieve calo, ma resta l'emergenza. Incendi in Sicilia. In 7 giorni devastate colture e boschi, distrutte case rurali e di campagna con danni stimati in 300 milioni. Dietro i roghi la mano dei piromani. Calciomercato, il Palermo ufficializza l'ingaggio di Bozzolan. Il terzino sinistro arriva in prestito dalla Reggiana. In Serie C il Catania porta a casa un altro giocatore. Ufficiale l'ingaggio dell'attaccante Liguori, ex Foggia, Padova e Salernitana, con un avvio di carriera proprio a Catania. Ancora buonasera. È rimasto ferito con un colpo di coltello all'addome durante un intervento in un'abitazione di Scordia per un caso di autolesionismo. Il carabiniere di 25 anni è stato operato nell'ospedale di Militello in Val di Catania, mentre il suo aggressore è stato arrestato. Al TG Sicilia lo sentiamo mentre racconta appunto che cosa è successo al microfono di Salvo Cona. Sta bene, ma ha rischiato la vita il carabiniere intervenuto in una abitazione di Scordia nel Catanese in risposta a una richiesta di aiuto del fratello di un 25enne in forte stato di agitazione che, secondo quanto ricostruito, manifestava intenti autolesionistici. Durante l'intervento il militare è stato colpito con un'arma da taglio che gli ha provocato una ferita che è stata suturata dai sanitari dell'ospedale di Militello in Val di Catania. Ho fatto giusto a tempo a scansarmi, non tanto da evitare il colpo perché purtroppo era la distanza troppo ravvicinata, ma al punto tale da evitare di riportare danni ingenti, insomma. Poi sono arrivati i suoi colleghi a dare manforte, no? Sì, sono arrivati qualche minuto dopo, ma comunque sono arrivati, hanno dato una grande mano. In ospedale Andrea Risdonna ha ricevuto la visita dei vertici dell'Arma Provinciale e del comandante della compagnia dei carabinieri di Palagonia, Alfonso De Stefano. Un'esperienza che gli ha messo paura? No, assolutamente. Rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Sono un militare dell'Arma dei Carabinieri, quindi rispetto sì, per la gente. Noi siamo qui a disposizione per la gente, appositamente per aiutarli, ma paura di nessuno. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesione e danneggiamento aggravati e per porto illecito di oggetti atti ad offendere. E adesso un'altra storia, un volo di oltre 12 metri ha spezzato la vita ad una giovane allieva della Guardia di Finanza di appena 22 anni, originaria di Alcamo nel Trapanese. La Procura dell'Aquila ha aperto un'inchiesta per ricostruire che cosa è avvenuto nella scuola ispettori di Coppito. Sentiamo Desiree Ferlito. Un volo nel vuoto di oltre 12 metri. È morta così la giovane allieva della Guardia di Finanza di appena 22 anni, originaria di Alcamo, precipitata dalla finestra del suo alloggio all'interno della scuola ispettori di Coppito, all'Aquila. Una tragedia che scuote l'intero corpo delle Fiamme Gialle e sulla quale la Procura adesso vuole fare piena luce. Gli investigatori hanno aperto un fascicolo e stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza, ascoltati amici, compagni di corso e commilitoni per capire se qualcosa nei giorni precedenti potesse far presagire il dramma.
Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti si fa strada anche quella del gesto volontario, ma chi la conosceva racconta di una ragazza riservata, determinata e che non avrebbe mai manifestato segnali di disagio. I genitori della giovane hanno già raggiunto l'Aquila. Solo pochi giorni fa la 22enne aveva ricevuto la tradizionale consegna delle fiamme, il momento che segna l'ingresso ufficiale nel percorso da allievo maresciallo. Intanto il ricordo corre sui social, tra i messaggi più condivisi quello di una collega che, richiamando il motto della Guardia di Finanza, scrive: «Anche noi abbiamo il diritto di essere fragili, di piangere, di voler lasciare tutto. Non lasceremo però che il silenzio cada su di te». La famiglia del caporeparto dei Vigili del Fuoco, Alessandro Marchi, compie un primo passo dopo la tragedia di San Cataldo. Infatti ha nominato un legale che seguirà gli eventuali accertamenti sulle cause del decesso. Sentiamo Rita Cinardi. A 2 giorni dalla morte del caporeparto dei Vigili del Fuoco Alessandro Marchi, deceduto durante le operazioni di spegnimento dell'incendio in Contrada Mimiani nelle campagne di San Cataldo, la famiglia ha deciso di nominare un legale per seguire gli sviluppi della vicenda. I familiari chiedono che venga ricostruito con precisione quanto accaduto durante l'intervento. Vogliono capire se il decesso sia stato provocato esclusivamente dal malore, se possa aver inciso l'inalazione dei fumi sprigionati dall'incendio e se tutte le procedure operative di soccorso previste in casi come questo siano state rispettate. L'incarico è stato affidato all'avvocato Sergio Iacona, che assisterà i familiari negli eventuali accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria. I familiari di Alessandro Marchi stanno vivendo un immenso dolore che è difficile descrivere a parole. Mi hanno conferito un mandato legale esclusivamente allo scopo di conoscere le cause di questa immensa disgrazia e hanno totale e incondizionata fiducia negli accertamenti che farà la magistratura. La salma del Vigile del Fuoco si trova ancora all'obitorio dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La procura sta valutando se disporre ulteriori accertamenti, compresa l'eventuale autopsia per chiarire le cause della morte. Ladro in azione a Ramacca nel Catanese, il proprietario di casa lo scopre e dopo una lite lo ferisce a coltellate. Il 37enne è stato arrestato per furto e adesso è in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone. Tutti i dettagli nel servizio di Luca Ciliberti. Sorprende un ladro a rubare dentro la propria abitazione a Ramacca nel Catanese e lo accoltella al culmine di una violenta colluttazione. Il proprietario di casa, un cinquantenne, al suo rientro avrebbe visto l'uomo incappucciato all'interno della cucina e sarebbe intervenuto immediatamente. Avrebbe preso un coltello da caccia e durante una lite tra i due avrebbe ferito il rapinatore di 37 anni, originario di un paese dell'est Europa. Il ladro, in un primo momento, sarebbe riuscito a fuggire, ma è stato poi rintracciato a poca distanza dall'abitazione dai carabinieri di Palagonia. Al momento il rapinatore è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gravina di Caltagirone con ferite plurime perforanti all'addome e al torace ed è piantonato in stato di arresto dalle forze dell'ordine con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ramacca per i primi accertamenti e i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Catania per i rilievi tecnici. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che sia stato proprio il proprietario dell'abitazione a chiamare immediatamente i carabinieri e avrebbe consegnato lui stesso l'arma agli investigatori. Al momento l'ipotesi è di legittima difesa, ma le indagini dovranno chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Sul caso ha aperto un'inchiesta alla Procura di Caltagirone competente per territorio, guidata dalla procuratrice Rosanna Casabona. A Catania, prima i gesti irriverenti, poi l'aggressione, un coltello che scatta, il tutto ricostruito con le immagini di videosorveglianza. Quello che si vede è un uomo a torso nudo che fa dei gesti poco eleganti, poi arriva un altro uomo che gli si scaglia contro. La polizia di Catania ha messo sotto obbligo di dimora un paternese di 24 anni accusato di tentato omicidio pluriaggravato per uso di coltello a scatto, futili motivi e anche per discriminazione razziale, avendo rivolto espressioni offensive di natura razzista. Nascondeva in una cassaforte 31 lingotti d'oro, d'argento, gioielli e orologi di lusso mentre stava per imbarcarsi da Pozzallo a Malta. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato il patrimonio del valore di oltre 177.000 euro solo per l'oro, denunciando un cittadino siriano per l'ipotesi di ricettazione. L'uomo non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza dei beni.
Le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Sono dure le parole del procuratore Maurizio De Lucia, che durante un incontro ai cantieri culturali della Zisa lancia anche l'allarme. Le carceri non esplodono soltanto perché i detenuti non lo vogliono. E poi sul pizzo aggiunge: ci sono pochissime denunce. Sentiamo Marco Gulla. Le carceri non sono più sotto il controllo dello Stato. Vi sono call conference tra chi sta fuori, chi sta dentro e chi è in un altro carcere. Le carceri non esplodono soltanto perché i detenuti non vogliono farle esplodere. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia l'allarme. Lo fa nel corso di un incontro ai cantieri culturali della Zisa a Palermo. Il controllo delle carceri, ha aggiunto il procuratore, appartiene solo alle organizzazioni criminali che vogliono lasciare le cose per come sono. Poi il procuratore De Lucia torna sulle intimidazioni e sul pizzo. Ancora sono pochi i commercianti che denunciano, dice. Se noi avessimo le denunce abbiamo oggi strutture per cui possiamo rispondere in tempi rapidissimi. Purtroppo ancora oggi una serie di fattori limitano queste attività. Un problema serissimo per il procuratore. Senza denunce non si possono sviluppare determinate indagini. C'è ancora una significativa voglia di mafia che proviene dal circuito del terziario, aggiunge De Lucia, e le ultime indagini ci dicono che c'è chi ha fatto sparire le bottigliette incendiarie che sono state trovate fuori dal proprio negozio. Ci sono parte dei territori che oramai sono esenti dal fenomeno del racket, altre parti, soprattutto le borgate della periferia, dove la presenza mafiosa è, come si vede, ancora molto pervasiva. Il boss Salvatore Verga dal carcere imponeva il pizzo tramite i suoi uomini, e non solo, perché il 35enne voleva imporre il racket anche agli imprenditori che aprivano attività in Belgio o in altri stati. A tutti i locali siciliani che ci sono in Belgio, diceva Verga ad un suo fedelissimo, gli devi domandare il pizzo. Cosa Nostra ha un legame, come dire, soggettivo con le sue vittime. Se la vittima si sposta fuori dal territorio rimane un obiettivo dell'organizzazione. Pensiamo ad esempio alla mafia di Gela, che è molto presente a Busto Arsizio. Non è che chiede il pizzo ai commercianti di Busto Arsizio, chiede il pizzo ai commercianti di quella comunità gelese che si sono trasferiti a Busto Arsizio. E proprio in questo momento c'è un'agenzia, un'ultima ora, con il commento del guardasigilli Nordio, che dice è De Lucia che ha perso il controllo di se stesso e di una gravità inaudita che un procuratore offenda l'intero corpo della polizia penitenziaria che svolge il proprio dovere con il rischio della vita. Se qualche fenomeno patologico è avvenuto, un magistrato non può estenderlo all'intero territorio nazionale. Queste le parole appunto del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, proprio dopo le parole del procuratore di Palermo De Lucia che abbiamo sentito in questo servizio. Adesso cambiamo argomento. Una giornata di partecipazione, impegno civile e mobilitazione per mettere al centro i diritti delle persone. La CGIL di Catania oggi è stata presente nelle piazze con i banchetti per la raccolta firme a sostegno delle due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate alla difesa della sanità pubblica e alla costruzione di un sistema di appalti più equo, fondato sulla qualità del lavoro, sulla sicurezza e sul pieno rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Difendere il Servizio Sanitario Nazionale significa garantire il diritto universale alla salute, e noi abbiamo sentito dalla CGIL Valentina Di Magro. Sentiamo. Stiamo promuovendo questa raccolta firme per dare una sanità a chiunque, dare un sistema sanitario equo, dare la possibilità di cura a chiunque ne abbia bisogno, valorizzare il sistema sanitario pubblico e valorizzare anche e soprattutto il lavoro all'interno della sanità. Per quanto riguarda invece gli appalti, la nostra attenzione ricade principalmente sulla dignità del lavoro e sulla qualità del lavoro, con una particolare attenzione alla ditta appunto che appalta, affinché ci sia una equità distributiva per chi svolge le stesse mansioni e ci sia anche una garanzia dal punto di vista della salute e della sicurezza. Calano le temperature, ma il caldo continua a incombere come i focolai di incendio ancora attivi. Un primo bilancio parla di danni per 300 milioni di euro in 7 giorni, devastate colture e boschi, distrutte case rurali e di campagna.
Manlio Viola. 300 milioni di euro è la stima provvisoria e informale dell'entità dei danni dovuti agli incendi dell'ondata di calore che in Sicilia ha causato circa 1500 roghi in una settimana. Il caldo adesso è in attenuazione e con esso anche gli allarmi, ma ancora non sono del tutto rientrati. 7 province siciliane restano in allerta rossa incendi anche oggi per effetto della scarsa umidità al suolo. Si salvano soltanto Catania e Messina. Palermo, che negli ultimi giorni ha vissuto la situazione peggiore dal punto di vista dei colpi di calore, adesso non è più da bollino rosso per le ondate di calore, appunto, e le temperature sono in attenuazione anche domani. Una pausa che secondo i meteorologi durerà però 3-4 giorni, poi il caldo tornerà ad essere forte al di sopra dei livelli di stagione. Ma intanto si spengono gli ultimi focolai e si calcolano i danni, intere colture distrutte, solo gli agricoltori denunciano almeno 120 milioni di euro di raccolti persi, senza considerare gli altri danni alle strutture. Poi ci sono le case andate distrutte negli incendi maggiori, costati fra l'altro anche la vita a un vigile del fuoco colpito da un malore fatale a San Cataldo mentre effettuava una perlustrazione per evacuare abitazioni. Infine il patrimonio boschivo devastato da nord a sud, da oriente a occidente. E adesso la polemica si sposta in politica con la vice capogruppo del PD, Valentina Chinnici, che chiede una seduta all'ARS sugli incendi e attacca il governo. Non ci si può nascondere dietro l'ondata di calore eccezionale, dice. Il fuoco è una strategia precisa criminale e il governo deve mettere in campo azioni di prevenzione e contrasto. E purtroppo dietro questi roghi c'è la mano di criminali e di piromani. Sentiamo Luca Ciliberti. Da sabato scorso i vigili del fuoco siciliani hanno raddoppiato i turni di tutte e 9 comandi provinciali, compresi quelli dei distaccamenti. Una media di 850 persone giorno e notte in tutta la Sicilia, ai quali si aggiungono i forestali sulla carta 14.000, di cui 5.000 utilizzabili nel servizio antincendio. I mezzi poi sarebbero anche sufficienti per gestire l'emergenza ordinaria. Quindi non è una questione di uomini o di mezzi. La situazione di questi giorni, in cui la Sicilia ha cominciato a bruciare praticamente ovunque, ha acceso i riflettori sulle dinamiche che dovrebbero centrare le cause anche sui controlli. Il 99% degli incendi sono dolosi o colposi per mano umana, approfittando delle temperature elevate e del calore che abbiamo avuto e del vento. Occorre presidiare il territorio, le forze dell'ordine, dipendenti comunali, protezione civile, tutti dobbiamo essere presenti in modo che queste persone non commettano questi atti. Un controllo del territorio che dovrebbe essere preventivo per fermare la mano dei piromani che puntualmente tornano a colpire ogni estate quando le temperature rendono le campagne e le riserve più vulnerabili. Lo stesso direttore Cocina racconta di aver trovato tracce inequivocabili dell'azione criminale che non lasciano dubbi sulla matrice dolosa o colposa di questi roghi. Un'emergenza che necessita di interventi strutturali di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Costo dei carburanti di nuovo alle stelle. Tra automobilisti, tassisti e autotrasportatori cresce la preoccupazione per i nuovi aumenti del costo del carburante, che in alcuni casi arriva a costare anche oltre 2,40 euro al litro. Desiree Ferlito. A volte anche per andare a comprare il pane prendevo la macchina, adesso preferisco andare in bici o fare 2 passi a piedi. Il pieno torna a fare paura. Dopo lo stop al taglio delle accise, benzina e diesel sono tornati a correre e proprio nel cuore dell'estate fare rifornimento pesa sempre di più sul bilancio delle famiglie. Io mediamente mensilmente ho un costo sui 200 euro in più rispetto a prima. Il prezzo medio della benzina sfiora ormai i 2 euro al litro, mentre il diesel arriva a costare 2,46 euro al litro. Prima cercavo di mettere e la mettevo la benzina una volta a settimana, adesso con 20 euro 3-4 giorni devo subito rimettere il pieno. Ma prima un pieno era 12 euro perché ho lo scooter, ora è 15 euro. In Sicilia rinunciare all'auto è spesso impossibile. Tra piccoli comuni, lunghe distanze e collegamenti pubblici non sempre efficaci. Il carburante diventa spesso una scelta obbligata che si traduce in un inevitabile aumento. A pagare il conto non sono solo gli automobilisti, aumentano i costi anche per gli autotrasportatori e le imprese. Secondo te può incidere sui costi di consegna? Sì, certo, ovviamente sì. Aumenta il prezzo del gasolio, aumentano la materia prima, che è il cibo, il mangiare, i trasporti e tutto. L'aumento della benzina incide sul costo? Tantissimo, sì, tantissimo. Noi stiamo mettendo abbastanza al mese. Ma questo lo paga poi il cliente? No, lo paghiamo noi. Ogni pieno dura pochi giorni, le conseguenze di questi rincari invece rischiano di pesare molto più a lungo su un'economia che continua a fare i conti con il carovita. Come lo Stato ci deve guadagnare e allora per colpa degli altri ci andiamo anche noi nel mezzo.
Se dovesse descrivere con una sola parola l'aumento della benzina, quale sceglierebbe? È una follia, è pazzesco. E adesso parliamo di uno straordinario evento naturalistico. Dopo oltre 30 anni dall'istituzione della riserva delle saline di Trapani e Paceco, gestita dal WWF, il fenicottero rosa ha nidificato. Sono 3 al momento i fenicotteri nati, altri sono attesi appunto nelle prossime settimane. Laura Spanò. Un evento destinato a entrare nella storia della conservazione della natura. In Sicilia per la prima volta il fenicottero rosa ha nidificato all'interno della riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco, gestita dal WWF, dando vita al primo sito riproduttivo della specie nella Sicilia occidentale. Un risultato che rappresenta il coronamento di oltre 30 anni di attività, tutela e valorizzazione di uno degli ecosistemi umidi più importanti del Mediterraneo. Dalla scorsa primavera nell'area protetta è stata documentata la presenza stabile di oltre 600 fenicotteri concentrati in una zona dove sono stati censiti circa 50 nidi. I primi 3 pulcini già nati hanno età differenti, 4 settimane, 15 giorni e pochi giorni, mentre la colonia continua a essere in piena evoluzione con altri esemplari ancora in cova e con la possibilità che si formino nuovi nidi nelle prossime settimane. Il WWF prosegue un costante monitoraggio per evitare qualsiasi forma di disturbo all'interno della riserva. Un ruolo importante da sempre è svolto però dai salinari, che mantengono l'equilibrio ambientale delle vasche, garantendo le condizioni favorevoli alla biodiversità. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco per parlare di calciomercato e delle novità che riguardano il Palermo e il Catania. Vi aspetto. Seconda parte del nostro giornale, ancora bentornati. Adesso parliamo del Palermo, che ha ufficializzato il quarto acquisto della sessione estiva di calciomercato, preso dal Reggiana l'esterno sinistro Bozzolan. Domani altra amichevole per la formazione di Inzaghi. Marco Gullà. Adesso è ufficiale, Andrea Bozzolan è un nuovo calciatore del Palermo. Il club rosanero ha annunciato l'ingaggio del terzino sinistro proveniente dalla Reggiana, che si trasferisce in Sicilia con la formula del prestito. Bozzolan, classe 2004, rappresenta un nuovo tassello per la rosa di Inzaghi, che accoglie un esterno giovane di prospettiva per rinforzare la corsia mancina in vista della stagione 2006-2027. Ma al Palermo serve adesso un esterno offensivo, un giocatore che possa alzare il livello di qualità della rosa. La trattativa per Rao, considerata quasi chiusa da giorni, ma sospesa in attesa del Napoli, si è trascinata troppo a lungo. Il Palermo ha scelto di defilarsi di fronte a un'asta scatenata dal club campano, intenzionato a fare cassa. Si vedrà nei prossimi giorni. Intanto i rosanero proseguono la preparazione in Val Gardena. Per il trequartista Dennis Jonsen le sensazioni sono più che positive. La mia sensazione adesso è molto buona. La squadra sembra più forte dell'anno scorso, che era difficile perché eravamo forti. Sì, la mia sensazione è buona. I nuovi arrivati sono buoni giocatori, sembra che vanno bene dentro il gruppo. Sì, sto facendo bene. Per il Palermo domani altro test amichevole, siciliani che affronteranno i tedeschi del Norimberga. Il Catania porta a casa un altro giocatore, ufficiale l'arrivo dell'ex attaccante Liguori, ex Foggia, Padova e Salernitana, con un avvio di carriera proprio a Catania. Marco Carli. Un altro arrivo in casa Catania. In realtà si tratta di un ritorno, quello di Michael Liguori, l'esterno, classe 1999, ex Foggia, Salernitana e Padova. Aveva anche militato nel Catania nel 2019. Nell'ultima stagione il giocatore cresciuto nel Pescara ha accumulato 15 presenze, 2 gol e un assist con la maglia della Salernitana e 2 assist con il Foggia in 10 apparizioni nella seconda parte del campionato. È andato in doppia cifra per 3 stagioni di fila, dal 21 al 24, con le maglie del Padova per 2 campionati e del Campobasso. Rosa corposa, quella che si appresta a partire lunedì per il ritiro di Norcia, con Barra che deve pensare anche agli atleti da piazzare, non facile per alcuni giocatori che potrebbero essere in uscita. Uno che ha ricevuto offerte è Rolfini, anche se Longo potrebbe volerlo osservare ancora in ritiro. Intanto alcuni degli ultimi arrivi hanno giocato il test con la mista Under 17 e Under 19, 15 le reti segnate. Rinaldi ha subito difeso la porta degli etrei, alternandosi con Dini, che ha giocato nel secondo dei 2 tempi da 35 minuti. Impiegato nella difesa 4 anche Pagliai, nel suo ruolo da esterno basso a destra, triplette per Stoppa e Caturano, doppiette per Bruzzaniti e Cicerelli.
Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. A Palermo un commando di 3 rapinatori incappucciati ha assaltato una sala bingo in via Villa Grazia, riuscendo a mettere a segno una rapina da 30.000 euro. Ci sono stati dei momenti concitati, un uomo è stato colpito al braccio con il calcio del fucile da uno dei ladri. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.